Amici miei, bentrovati a casa mia, tra pochissimo comincia la nuova puntata, oggi con una coppia, bellissimi, affiatatissimi, sposati già da un bel po' di anni e quindi ci racconteranno le case della loro vita. Subito dopo comincerà la gara con i nostri 3 super agenti immobiliari che anche oggi avranno da proporci 3 soluzioni straordinarie. Insomma, come sempre, casa mia è la scelta perfetta. Comincia a casa mia, eccoci nel nostro salotto con gli ospiti che vi ho presentato prima, vi ho detto di una bellissima coppia sposata da tanti anni e vi do qualche indizio in più. Lui è un ex calciatore, oggi fa l'allenatore e pensate lavorano insieme in un'accademia di calcio. Allora il mio benvenuto a Giovanni Marchese e Elisa Lamicela. Ragazzi, ciao, benvenuti. Ruggero. Ciao Ruggero, grazie per l'invito, è un piacere essere qua con te. Che piacere avervi a casa mia e soprattutto raccontare un po' la vostra vita attraverso casa vostra, anzi attraverso le vostre case. Ma siccome io sono molto curioso, intanto Elisa comincio con te e vi chiedo come vi siete conosciuti, come vi siete innamorati? Allora, io lavoravo in palestra, in una palestra a Catania, lui era venuto per fare un po' di terapia perché era infortunato in quel periodo e poi ci siamo incontrati lì, ma poi in realtà ci siamo conosciuti in un locale, frequentavamo lo stesso locale senza saperlo e quella sera ci siamo Aspetta, Giovanni, senza saperlo veramente? Oppure tu sapevi che lei frequentava quel locale? No, è stato casualità. Premesso che io non ero un ragazzo che andava spesso nei locali, ma era toccata e fuga, ecco. Poteva essere dalle 21:30, massimo alle 22 già ero a casa. Casualità è voluto che ci incontrassimo là in un locale qua a Catania. E poi ci siamo, grazie ai social, ci siamo scritti sempre infortunio l'ha entrambi. detto Giovanni, benedetto infortunio. Infortunio sì, maledetto infortunio, però ne basta la pena. Se Elisa, poi... come ti ha conquistato? Ma allora, è la sua semplicità, il suo carattere molto dolce, molto romantico, non troppo, però naturale, vero, sì, quello che probabilmente oggi molti uomini non sono, no? Vero, essere un punto di riferimento. Assolutamente. La prima casa qual è stata, Giovanni? Ma prima casa vera e propria a livello quello ufficiale è stata a Canizzaro, una casa che abbiamo comprato 12 anni fa, 14 anni fa, quando ci siamo sposati, anzi siamo andati proprio qualche mese dopo che ci siamo sposati, però prima eravamo in una casa in affitto. Era un residence, sempre ad Aci Castello, quando e nelle dinamiche familiari chi è il re della casa o la regina della casa? Chi comanda, tra virgolette? Diciamo che ce la giochiamo, su alcune cose io ci tengo, quindi preferisco un po' di ordine. Ecco, stiamo capendo che sei disordinato? Un po'? Un po' di ordine in più, però abbiamo 2 bimbi e quindi capisco che la casa deve essere vissuta, certo. Devono giocare, quello che fanno continuamente, quindi il pallone è anche dentro casa. Ci sta con i bimbi a casa. Insomma. Tra l'altro da poco vi siete trasferiti, quindi casa più grande, sì. casa che potrebbe accogliere altri bimbi? Non so? No. Mai dire mai. Bravo, hai visto? No, al momento ci siamo fermati. Sì. Pensiamo di stare bene così. E la scelta di questa casa nuova, più grande invece, è tua, è stata condivisa? Lui non si voleva tanto spostare da Cicastello e invece poi ho preferito una casa più grande perché stavamo molto più comodi. Sì, avete anche cambiato zona, praticamente dal mare alla collina? Sì, però si sta benissimo, ecco, un po' più lontani dal caos, però dai, alla fine siamo in centro. Vabbè, certo, so dove abitano, quindi ecco, mi rendo conto che sia un passo dal nostro passi. Centro. Ci avete portato delle foto, quindi io voglio cominciare a chiacchierare anche attraverso gli ambienti di casa vostra con le foto del cuore. Vediamo la prima e raccontatemela. Questo è il primo ambiente che Elisa è una... Questa è la mia cucina. Quindi tu sei la regina dei fornelli? La mia perché quello è il mio angolo relax.
diciamo che ho fatto un'isola così con questi due sgabellini proprio per rilassarmi, prendere il mio caffettino pomeridiano, insomma. Ti piace cucinare? Mi piace molto. E lui cucina? Lui no. Devo dire che è brava a cucinare. Lei è brava? A me Molto piace brava. Quindi molto, l'invito a sì. cena me lo aspetto, Volentieri. ragazzi, da un giorno all'altro Con me tanto l'aspetto. piacere. Sì, sì. Elisa, qual era l'ambiente o la tua casa ideale quando eri ragazzina? Quello che ricordi, una fotografia, un tuo ricordo a casa tua piuttosto che a casa, che so, dei nonni? La mia camera. La mia camera, Com'era la tua l'ambiente, cameretta? la mia camera era piccola. Io amavo la mia cameretta perché proprio era piccolina, trovavo tutto quello che... La prima cosa che ti viene in mente tornando indietro, pensando alla tua camera, qual è? Che colore era? Ma era bianca, non aveva tanti colori, però dico, non c'era un qualcosa di Era il tuo particolare, nido. però era sì, il mio angolo, forse la mia scrivania, perché mi piaceva tanto scrivere, quindi... Vabbè, il tuo angolo. Vedi, a proposito di angolo, Sì. vediamo invece un'altra foto. Vedo la foto di un calciatore lì, non capisco chi sia. Giovanni, questo è il tuo angolo relax, t'ha relegato a un angolo, Elisa. Sì, è un angolo relax perché mi piace quella zona lì, perché ci sono delle vetrate abbastanza enormi, quindi quando arriva il sole è bello aprire quelle tende, vedere un po' le nuvole che camminano. Sei uno riflessivo. Sì, no, mi piace, poi mi fa rilassare, Rilassa. penso magari qualcosa basato sul calcio, come preparare gli allenamenti, Ti quindi concentri, ti rilassi. Sì, assolutamente. Poi mi dicevi che lì vicino c'è la piscina, quindi sì. relax E totale. poi è libera quando non c'è mia figlia là, perché di solito vabbè. questo si mette mia figlia là, quindi. Anche questo è giusto così. Sì. Però Giovanni, guardando questa foto, vedendo che l'immagine, non posso non tornare indietro col cuore e pensare a quella stagione, a quelle stagioni memorabili del Catania di Nino Pulvilenti, di Pietro Lo Monaco, e anche perché tu hai vissuto a Catania probabilmente l'esperienza, non so se più importante, ma sicuramente una delle più belle della tua carriera, con grandi allenatori, da Mihajlovic, passando per Montella, Simeone, Maran. 2 volte avete sfiorato anche l'Europa League. Noi non finiremo mai di esservi grati, tifosi del Esatto, Catania. hai detto bene, ti sei dimenticato la promozione nel Certo. 2006 e abbiamo vissuto momenti bellissimi con il Catania, devo dire, dalla promozione quasi all'Europa League, record dei punti, sono stati anni belli e ancora adesso quando ci sono questi ricordi mi emoziona veramente, mi viene la pelle d'oca, poi qua sono a casa. Sembra bello, di essere al mio paese, mi conoscono tutti e poi a me piace il calore delle persone, della gente, ho tantissimi amici, quindi sono veramente contento. Quando arrivasti a Catania la prima volta, nella tua prima esperienza rossa-azzurra, dove abitavi? Quando sono venuto a Catania, tu pensa Ruggero che neanche appena ho messo piede in centro a Catania, sono andato in un albergo un anno fa e ho incontrato una signora ultra ottantenne che già mi ha fatto capire cosa vuole dire giocare a Catania. Tu sei Giovanni Marchesi, mi raccomando, ultra ottantenne, quindi questo faceva capire Peso della responsabilità. l'importanza di giocare in una piazza come Catania. Certo, è vero, una una storia piazza esigente, ma Assolutamente. una piazza bella, una piazza che tra l'altro ha formato generazioni di calciatori, devo dirti. Quella maglia, quella foto ci fa battere il cuore forte ancora. E a proposito di foto ne vediamo però un'altra che ancora una volta ci racconta casa vostra e quindi il rapporto che avete con gli ambienti. Elisa, qui dove siamo? In soggiorno, in salotto? Questo è il soggiorno, sì. Sì. Questo è diciamo che è l'ambiente più frequentato, dove mio marito si fa lunghi pisolini insieme ai miei figli, guardano la TV, insomma è quello più frequentato, appunto. È la parte Quindi, vissuta sì, della casa, sì, questa sì. qui. Giovanni, ovviamente facendo questo mestiere si cambia spesso città, si cambia spesso casa. Questi cambiamenti li vivevi con fastidio oppure con curiosità? Guarda, quando giocavo mi pesava di meno perché comunque ancora, a parte mio figlio che è nato a Genova, nostro figlio è nato a Genova, era piccolino, ci spostavamo ben volentieri. Al momento devo dire che ho iniziato adesso ad allenare, ho avuto delle proposte proprio per evitare di spostarci da una parte all'altra, diciamo, delle città. Ho preferito al momento dedicarmi alla famiglia perché penso Bravo. che sia
la cosa più importante, poi Poi si vedremo vedrà. cosa succede. Per questo hai scelto di diventare selezionatore della nazionale della Sicilia, quindi devi stare comunque qui. Assolutamente sì, diciamo mi impegna rispetto a una squadra di club, mi impegna un po' meno, Certo. perché comunque vado a vedere le partite, vedo i ragazzi, poi ho delle applicazioni che riesco a vedere i ragazzi magari anche che giocano lontano, però magari rispetto a una squadra di club che si è impegnato tutti i giorni, la nazionale ti impegna meno, ti impegna magari qualche settimana verso, diciamo, fine campionato, e quindi mi dà la possibilità di dedicarmi più alla famiglia. Ragazzi, io intanto vi ringrazio per esservi aperti con me con questa chiacchierata. So che state benissimo dove abitate, però io 3 proposte ve le faccio, perché adesso vi investo del ruolo di giudici e quindi tra pochissimo ci sposteremo al nostro tavolo tecnico, ci raggiungerà il nostro bravissimo architetto Giusy Tomaselli e vi faremo 3 proposte diverse, perché noi abbiamo 3 agenti immobiliari dell'agenzia Diamante Casa che sono in gara, che si sfidano ogni puntata, qui ci raccontano 3 case diverse, il nostro architetto le reinterpreta e poi toccherà a voi stabilire chi vince. E che si vince? Non si vince niente. La cosa bella di casa mia è proprio questa. A più tardi. Ci siamo spostati al tavolo tecnico, ci ha raggiunto il nostro architetto Giusy Tomaselli. Giusy, benvenuta. Ciao Ruggero, ciao cari ospiti. Ti presento Giovanni ed Elisa, che la casa Piacere. ce l'hanno anche bella, però siccome mi piace un po' sfroculiarti, mi piacerebbe sapere che idea ti sei fatta della nostra coppia. Sicuramente una coppia in simbiosi, in equilibrio, e dai loro racconti si capisce che c'è molto affiatamento e anche quel giusto compromesso che spesso devi trovare in una coppia, secondo me, proprio per le abitudini, per l'esperienza di vita che ti porta spesso a trovare anche spesso una via di unione. Senti, un giusto... Quante volte ti capita, quando sei con le coppie, di vedere mariti e moglie che un po' si pizzicano, litigano, che quell'ambiente lo preferiscono in un modo piuttosto che in un altro? Capita spesso, infatti con loro sarebbe proprio, è l'ideale poter lavorare e progettare quegli spazi che realmente poi è anche un piacere, perché io dico sempre bisogna anche trovare quel giusto compromesso spesso, Perché quell'empatia che è una volta importante. alla casa ci pensava più che altro la moglie, oggi invece i mariti diventiamo un po' più invadenti, no? Vogliamo Sì, i nostri spazi, capita scegliamo i spesso colori, che, rompiamo un po' le esattamente. scatole. Non sempre c'è il marito che dà libertà e spazio più alla moglie. Ah, davvero? A volte capita sì che anche al contrario, c'è magari il marito che invece in tutte le cose vuole sempre mettere la sua e quindi in qualche modo non sempre c'è quella affinità anche nelle scelte, per cui le proposte poi diventano a volte un po' più... Vabbè, però io oggi, riesco sempre in qualche modo a trovare mediare, il brava. giusto compromesso. Oggi ragazzi vi mettiamo dinanzi a 3 scelte diverse, si apre ufficialmente la sfida tra agenti immobiliari, quindi anche oggi Alessandro, Carmelo e Orazio sono con noi per raccontarci i 3 luoghi che potrebbero diventare il luogo dei vostri sogni. Cominciamo con la prima proposta, è la proposta verde, ci troviamo a Catania e quindi ascoltiamo la proposta di Alessandro. Amici di casa mia, buongiorno. Oggi vi do il benvenuto da Catania. Mi trovo esattamente in via Costanza d'Aragona, parallela di via Eleonora d'Angiò, zone veramente centrali e molto servite. E la soluzione che sto per proporvi è un appartamento a 150.000 euro al primo piano ascensolato di questo edificio dei primi anni 60. Andiamo a scoprire insieme se può essere la scelta perfetta per il nostro ospite. Facciate e ballatoi sono stati ristrutturati agli inizi degli anni 2000, ma ora basta chiacchiere, saliamo sopra e andiamo a vedere l'appartamento. Sebbene l'edificio non sia proprio moderno, questo appartamento presenta una pianta quadrata e molto regolare che ricorda vagamente il taglio delle case moderne. Il corridoio centrale disimpegna tutti gli ambienti della casa raccogliendoli all'interno della sua pianta quadrata. L'appartamento nel 2015 è stato interamente ristrutturato e sono stati ridistribuiti gli ambienti, conferendone un taglio più moderno rispetto agli standard dell'epoca. La zonagione è composta da quest'ampio living cucina soggiorno in posizione angolare che si affaccia su 2 balconi distinti e separati. Questa è la prima camera da letto. E questa è la seconda camera, la più grande, e tutte e 2 le camere da letto hanno la stessa esposizione ed affacciano sullo stesso balcone. Ed infine un bagno con doccia. Cucina soggiorno.
2 camere da letto, disimpegno e il bagno sono stati pensati nella ristrutturazione per l'utilizzo di una famiglia, ma la sua posizione strategica possono rendere questo appartamento una scelta perfetta anche per l'investitore che desidera comprare questo immobile e metterlo a reddito per gli studenti. Da Alessandro è tutto, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Questa è la proposta verde, complimenti Alessandro, ci troviamo praticamente a Catania vicini alla zona del Borgo perché la via Eleonora D'Angio è lì vicino. Elisa, Giovanni che ve ne parla di questa casa, comincio con te Elisa. Abbastanza spaziosa, le camere sono Ampie, la Non sei luce, convintissima però. E il bagno, l'unico bagno che da quello che ho capito c'è soltanto un bagno, giusto? Sì, ci sono dei punti, dà un senso un po', è come se fosse comunque una scatola un po' asettica, ok. se avete un po' visto anche quello che riguarda l'arredamento piuttosto che l'ambiente living. Tra l'altro sentivo è stata ristrutturata da poco questa casa. Sì, però ancora mancava proprio quell'identità che è Allora ci importante arriviamo con te. trovare, Giovanni, a te che mio te ne avviso, passa, negli Elisa? Sì, sono spazi. d'accordo con Elisa, con il Perché nostro si parte- architetto, è una casa comunque simpatica, carina. Ha un bel potenziale. Sì, potenzialmente. Bene, allora potenzialmente, architetto, andiamo al lavoro, comincia a lavorare, vediamo un po' cosa hai pensato per noi. Iniziamo da questa che è la pianta dello stato Sì. di fatto, infatti da qui già questo denota che realmente è una delle classiche distribuzioni appunto statiche, corridoio tipico con le camere un po' che si aprono da entrambe le parti, quindi ecco l'idea era quella di dare un Anni attimino 70 come me, no? Esattamente anni 70 e quindi appunto si parte sempre da creare un qualcosa di particolare che Sì. dia appunto identità agli spazi. Andiamo avanti con quello che è il progetto. Ecco, questa è la proposta progettuale. Cosa succede? Innanzitutto avviciniamo la zona living alla cucina, quindi perché proprio dall'ingresso inizialmente c'era una camera da letto che non andava appunto un senso diciamo di privacy, piuttosto che sicuramente amiamo creare degli spazi che diano anche una separazione tra quella che è la giusta separazione tra quella che è la zona giorno e la zona notte. A quel punto abbiamo ricreato uno studio subito in prossimità dell'ingresso. Sì. In modo che togliendo la camera da letto le camere rimangono nella parte invece retrostante e abbiamo appunto creato questa sorta di living cucina in modo da avere proprio già dall'ingresso una zona più ampia e anche Vediamo le luminosa. foto, architetto. Sì, procediamo con quello che è una foto dello stato di fatto. Ok. Come dicevamo, infatti, anche l'arredamento ecco, dà un senso molto di minimal, ma allo stesso tempo È un po' freddo, lo dico io, dai, lo dico io, mi esattamente. prendo la responsabilità, ecco. Questa è la proposta, per cui indubbiamente il corridoio non c'è più, però ci ritroviamo i tipici pilastri che spesso dici ma cosa facciamo di questi pilastri, che sono elementi che anche disturbano più che altro, però diventano allo stesso tempo in questo caso nella proposta elementi d'arredo, quindi tutto su misura, con legno, vetrate, piuttosto che l'arredamento che dà appunto un altro aspetto Certo. assolutamente, quindi la ricercatezza anche nei colori, nelle luci e in quelli che sono i materiali. Procediamo con un'altra foto, questa è un'altra prospettiva. Ecco, qui c'era inizialmente anche l'angolo cucina, però tutto molto limitato, molto stretto, per cui non c'era realmente anche quella zona conviviale del divano, della parete attrezzata. Quindi abbiamo proprio tolto la cucina per poter creare invece questi spazi ed ecco la nostra soluzione. Caspita. La parete con TV, camino, l'angolo tavolo, quindi tutto all'ingresso c'è la zona guardaroba importantissima, immagino anche voi. Certo. Si rientra a casa, il soprabito, le scarpe, quindi tutte quelle cose che sono alla fine essenziali. Parlavamo di angoli come abbiamo visto nelle vostre case, no? L'angolo Sì, relax, esatto. dove tu ti ritrovi e quindi hai proprio realmente bisogno di stare bene con te rilassarti stesso. assolutamente. Quella che era la camera da letto in prossimità dell'ingresso è stata totalmente riqualificata e diventa invece l'angolo cucina con l'isola, con la zona snack e anche tutte le colonne a tutta altezza, quindi ricreare un po' anche una tipologia, un concept che realmente abbraccia un po' tutti gli spazi della zona giorno. Elisa, ho visto che improvvisamente ti sei Bellissimo. illuminata. Sembra un'altra completamente, cambia. Ti convince di più così? Sì, 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 assolutamente. Giovanni, a te? Che storia così decisamente un altro potenziale.
Va bene, allora mettete... Però era carina, comunque era carina. Era carina, giusto? però Diamo spazi merito ad erano- Alessandro che ce l'ha proposto. Il però. lavoro dell'architetto però è Architetto, importante. architetto. Però Alessandro è stato bravo, sarà altrettanto bravo Carmelo? Io penso di sì. Arriva il momento di guardare la nostra proposta gialla. Siamo a Sant'Agata di Battiati. Carmelo. Amici di casa mia, benvenuti in questa puntata. Quello che vi mostro oggi non è tanto un immobile, ma una vera e propria chicca, un investimento in pieno centro di uno dei paesi più virtuosi della provincia di Catania. Sto parlando di Sant'Agata di Battiati e precisamente in via Antonino di San Giuliano. Il cuore di questa casa è la zona living. Infatti abbiamo questo ampio salone che si affaccia direttamente sui due terrazzini. Qui non hai neanche bisogno della cappa perché questa finestra si apre tutta e servirà al nostro ospite come aspiratore naturale. Qui la luce regna sovrana e illumina tutto il giorno questa bellissima zona living, grazie anche alla presenza dei due terrazzini esposti ad est e ad ovest. Questo terrazzino è bello per due motivi. In primis perché ti dà un senso di privacy e riservatezza, dal momento che qui non abbiamo ringhiere, ma soprattutto perché gode di una vista davvero spettacolare. Adesso passiamo alla zona notte. 2 camere da letto, un bagno e una lavanderia con servizio. L'immobile è da ristrutturare, ma io sono sicuro che il nostro architetto tirerà fuori il coniglio dal cilindro. So cosa state pensando, un immobile a Sant'Agata di Battiati in via di San Giuliano? È un po' difficile trovare posto, ma adesso vi faccio vedere una cosa. Garage di 30 metri quadri, perfetto per 2 autovetture. E quindi, cari amici di casa mia, io sono sicuro che questa sarà la scelta perfetta per il nostro ospite, anche perché una mansarda al terzo piano ascensorato a Sant'Agata di Battiati, con garage di 30 metri quadri, 100 metri di mansarda, con 2 terrazzini davvero graziosi, ad un prezzo di 110.000 euro, è davvero difficile da trovare. Per cui io adesso vi lascio e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Proposta gialla, bravo Carmelo, sei un personaggio Carmelo, ti va detto assolutamente. Che ve ne pare di questa soluzione, ragazzi? No, vai tu adesso. Devo dire, a me le case con le traverviste piacciono. Non mi piaceva tantissimo il bagno che senza finestra, per quello però non mi piacevano quelle porte un po' colorate con Tu sei quel figlio di immobiliere, quindi comunque sì, c'hai sì, esperienza, sì, vedo sì, che sì. parli con cognizione di causa. mi piace, poi da vecchio geometra. Ah, ecco, hai visto. A te che provare. te ne è parso invece? Non mi è dispiaciuta, soltanto che sono curiosa di vedere... Come la si Come la trasforma? interpreta? proposta. E allora Sì. Giusy, pendiamo dalle tue labbra, vai. Ok, allora, partiamo da quello, infatti noi alla fine, come diceva Carmelo, questo è il cuore dell'immobile, dell'appartamento, per cui ci siamo concentrati proprio su questo, anche perché ha questo un bel potenziale e abbiamo voluto un attimino appunto riqualificare questo ambiente che già di suo ha delle belle vetrate, però un po' nei colori piuttosto che, come infatti diceva giustamente Giovanni, anche le travi, sì, belle, in legno, però anche un po' scure, un po' cupe. E questa è la pianta del progetto perché è stata... Vediamo proprio dentro il cerchio, Dentro il cerchio, dove si interverrà. sì, perché è stato tolto un attimo quel tramezzo, quello che separava la zona soggiorno dalla zona cucina, per cui si è creata anche qui più ariosità. Questa è la foto dello stato Sì. di fatto, quindi da qui si vede anche un po' l'angolo cucina con quel muretto che però chiude un attimino, piuttosto che il divano che non è diretto verso una parete attrezzata, la parete classica TV. Questa è la proposta. Mamma mia. Infatti travi bianche, luminose, sono state ricreate degli effetti di luce, delle luci proprio all'interno delle travi, luce LED. Anche qui c'è l'arredamento con carta da parati piuttosto che dei colori abbastanza. Si è voluto anche in qualche modo proprio impreziosire quello che è il rapporto con il terrazzino, perché sembrava un attimino un po' tralasciato, invece qui c'è questo verde che entra un po' anche dentro diciamo il piano.
Stato di fatto, altra foto dove c'è l'angolo cucina, sempre qui un po' chiusa, separata da questo muretto, e questa è la proposta, quindi abbiamo demolito questa parete e si è creato l'angolo pranzo con la nuova cucina che fa angolo anche con la zona di ingresso. Anche qui le travi luminose e queste grandi aperture che in qualche modo danno più importanza ai terrazzini. Questa è l'altra vista. È il progetto, quello che è diventato con il terrazzino, quindi attrezzato e che sembra quasi una continuità con l'interno. Brava Giusy, complimenti davvero. Ragazzi, vi vedevo convinti, vedevo che Sì, vi guardavate. molto bello. Mi piacciono queste vetrate Che danno molta luminosità. luce, sì. Prima il terrazzino era anche un attimino un po' più abbandonato, diciamo, così si è data anche più con la vetrata unica, tutto Certo, vetro. diciamo che idealmente diventa parte della casa, mentre prima Assolutamente. era considerato davvero esterno. Va bene, noi siamo pronti adesso a proporvi l'ultimo concorrente in sfida, chiamiamolo così. È il momento di Orazio. Ci spostiamo di qualche chilometro da Sant'Agata di Battiati a Gravina di Catania, proposta blu. Amici di casa mia, la scelta perfetta, grazie per la linea, bentornati. Questa è la villa che tutti vorrebbero avere. Andiamola a vedere. Siamo a Gravina di Catania, al confine con Tremestieri. Qui c'è Gravina, al di là del muro c'è Tremestieri. E vi farò vedere una villa singola di 2 anni di vita in classe A4, totalmente green. Lo spazio esterno è di circa 700 metri quadri, totalmente esposto a sud, soleggiatissimo, e comprende un'area piscina, un'area parcheggio, un'area sauna, relax. Appena entrati capiamo subito che questa casa è stata pensata per essere vissuta. Al piano terra abbiamo una grande cucina soggiorno di 50 metri quadri che si affaccia direttamente sul giardino e sulla piscina. Cosa vuol dire avere una casa green? Vuol dire avere fan coil, avere tutto domotizzato, LED, pannelli fotovoltaici, batterie e in più la ricarica per l'auto elettrica. Dalla cucina soggiorno si passa al disimpegno, dove abbiamo questa stanza jolly, una comoda lavanderia e un grande bagno con doccia walk-in. Saliamo al primo piano e andiamo a vedere la zona notte. Qui abbiamo 3 camere da letto e 2 bagni, ma ora vi faccio vedere la matrimoniale. La camera matrimoniale è grande ed ha un bagno in camera con doccia e un terrazzo che si affaccia sul giardino. L'anima green di questa casa lo vedi in ogni dettaglio, come ad esempio negli infissi in PVC o nei fan coil che sono presenti in ogni camera. L'ultima stanza al momento è usata come stanza fitness ed ha accanto il secondo bagno con doccia. Oggi abbiamo visto una villa singola a Gravina di Catania su 2 livelli, classe A4, 160 metri quadri totali su 700 metri di giardino, piscina, posto auto, garage. La richiesta? 500.000 euro. Amici di casa mia, sono sicuro che questa sarà la scelta perfetta per il nostro ospite. Adesso vi saluto e vi passo la linea. Proposta blu molto bella, grazie Orazio. Ragazzi, è una bella casa questa, Giovanni, che te ne è parso? Assolutamente sì, una bella casa nuova. C'è la piscina? Piscina, notate il sintetico, tutto il sintetico nella parte dello spazio Sì. esterno, la casa dentro è moderna, però secondo me c'è sempre qualcosa da migliorare. Da poterci fare. Sì, assolutamente sì, Si però, trova sempre qualcosa però devo da dire migliorare. che è una bella casa. Una bella Elisa, anche a te, ti Sì, vedevo sì, convinta. Sì, no, mi piace Bella. quel verde, gli spazi esterni, anche è grande, una bella casa. Poi una casa, da quello che ho capito, anche a impatto zero, quindi una casa intelligente. Assolutamente, infatti è ben strutturata, funzionale, ha tutti i comfort che alla fine sono importanti assolutamente in una casa. Infatti il progetto è stato un attimo dove ci soffermiamo, a quel Sì. punto abbiamo scelto di, diciamo, riqualificare e migliorare un po' quella che è la zona notte, quindi la Ok, camera da letto, perfetto. quella che Vediamo ora un vi po'. facciamo vedere. Questa è la pianta del progetto. Perfetto. Infatti rimane tale e quale come distribuzione, Sì. perché già la troviamo abbastanza, ripeto, funzionale, però come potete vedere dal cerchio questa è la zona che abbiamo preso in considerazione, la camera da letto con annesso il bagno.
la foto dello stato di fatto è quello che un po' i colori piuttosto che l'arredamento, secondo il nostro punto di vista, andava anche migliorato, rivisto e riqualificato. Questa è la proposta, quindi delle boiserie su parete, quindi colori bianchi molto luminosi, impreziosito sempre dall'idea del colore, quindi dell'inserimento della carta da parati, lo studio dell'illuminazione e l'arredamento con inserimento anche di alcuni dettagli ricercati. Un'altra vista, la prospettiva verso il bagno in camera. Questo è il bagno nello stato di fatto e questo è il progetto. Di qui si è utilizzato le grandi lastre, effetto marmo, quindi Belle. anche la ricerca di materiali un po' più preziosi e particolari, tutto nell'idea sempre di creare quell'eleganza e quel comfort importante. Ci dormireste in questa camera da letto? Sì, assolutamente sì. Voi siete coppia che nella camera da letto si dorme soltanto oppure si mangia, si guarda la TV? Com'è la vostra camera da letto? Ma diciamo che con i bimbi ci mangiamo, ci saltiamo. Ci dormiamo in 4. Allora in una camera così diventa un po' un peccato forse. Infatti. Vabbè, e allora io intanto ringrazio Giusy, come sempre precisissima nelle sue descrizioni e nei racconti, no, di un'altra opportunità di vedere le case che già i nostri ragazzi sfida vi propongono. E adesso vi do il tempo di fare mente locale, di riflettere, perché tra pochissimo vi toccherà giudicare e quindi stabilire chi vince questa puntata di Casa Mia tra i nostri 3 bravissimi agenti immobiliari. Quindi vincerà Alessandro, vincerà Carmelo, vincerà Orazio, lo sapremo tra pochissimo. Tre agenti in sfida, 3 proposte, 3 case molto diverse tra loro che vi facciamo rivedere in questo recap prima che la coppia ospite oggi di Casa Mia, ovvero i nostri Giovanni ed Elisa, decidano il vincitore di questa puntata. Recap. Una mansarda al terzo piano ascensorato a Sant'Agata Li Battiati, con garage di 30 metri quadri, 100 metri di mansarda con 2 terrazzini davvero graziosi ad un prezzo di 110.000 euro, è davvero difficile da trovare. Questo appartamento presenta una pianta quadrata e molto regolare che ricorda vagamente il taglio delle case moderne. Cucina soggiorno, 2 camere da letto, disimpegno e il bagno sono stati pensati nella ristrutturazione per l'utilizzo di una famiglia, ma la sua posizione strategica possono rendere questo appartamento una scelta perfetta anche per l'investitore che desidera comprare questo immobile e metterlo a reddito per gli studenti. Oggi abbiamo visto una villa singola a Gravina di Catania su 2 livelli, classe A4, 160 metri quadri totali su 700 metri di giardino, piscina, posto auto, garage. La richiesta? 500.000 euro. Loro ancora stanno decidendo, ma io adesso vi do un consiglio molto importante per le vostre case. La casa è il luogo dove ogni giorno prende forma il nostro modo di vivere, dove luce, comfort e bellezza diventano parte della nostra quotidianità. Da oltre 40 anni CTA Tende trasforma gli spazi esterni in ambienti da vivere, con soluzioni su misura che uniscono tecnologia, design e funzionalità. Siamo specializzati nella produzione, personalizzazione e installazione di tende da sole, tende a pergola, bioclimatiche, soluzioni a rullo e zanzariere, progettate per adattarsi perfettamente alle esigenze di ogni cliente. Ogni progetto nasce dall'ascolto, perché ogni spazio è diverso e ogni cliente immagina un ambiente che parli di sé. E dove non arriva l'immaginazione, arriva il nostro ufficio tecnico, capace di trasformare un'idea in una soluzione concreta, elegante e funzionale. Le pergole bioclimatiche e le tende a pergola, modulabili e personalizzabili, permettono di vivere gli spazi all'aperto in ogni stagione, offrendo protezione, comfort e libertà. Le vetrate panoramiche creano continuità tra interno e esterno, ampliano gli ambienti e lasciano entrare tutta la luce che desideri. E per chi cerca una schermatura elegante, lineare e sempre attuale, la nostra nuova linea di tende da sole garantisce il massimo comfort, valorizzando ogni spazio con stile e design. Grazie ad una produzione all'avanguardia e a un'esperienza consolidata sul territorio,
Offriamo qualità, affidabilità e soluzioni che durano nel tempo. Dalla progettazione alla realizzazione, il nostro team ti accompagna passo dopo passo, aiutandoti a scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze. Perché non si tratta solo di proteggere dal sole, ma di vivere ogni momento, ogni spazio e ogni stagione. Raccontaci le tue esigenze e noi ti aiuteremo a realizzare l'ambiente che hai sempre immaginato. Vieni a trovarci nel nostro showroom ad Aci Sant'Antonio in via Fossalupo 2 o scopri i nostri rivenditori autorizzati in tutta la Sicilia. CT Atende, la qualità e l'innovazione al tuo servizio. Vanno i complimenti ai nostri agenti, bravi davvero, a Diamante Casa. E adesso, dopo che abbiamo visto il recap, ragazzi, tocca a voi. Ho visto che vi guardavate, vi siete scambiati cenni d'intesa, noi siamo pronti a brindare al vincitore di questa puntata. Chi vince? Possiamo dirlo? Ci siamo in coro al mio 3, Sì. Vediamo, 1, 2... Blu. Blu, complimenti Orazio, quindi complimenti a Orazio. Blu, la casa di Gravina di Catania, casa devo dirvi è molto bella. Allora noi ci prepariamo a brindare, ecco qui per te, vai Giovanni, Grazie. perché ci piace brindare alle case, al lavoro che viene fatto dal nostro architetto Giusito Maselli e ai nostri ospiti che ci vengono a trovare, si raccontano attraverso le loro case, i loro ambienti preferiti e la loro vita. Oggi con noi ci sono stati Giovanni Marchese ed Elisa Lamicela, vi ringrazio infinitamente per essere stati con noi. Grazie architetto, con te l'appuntamento alla prossima puntata e voi lo sapete, io vi aspetto perché adesso questa casa la vedrete programmata per tutta la settimana nella programmazione di Antenna Sicilia e Telecolor, ma la prossima puntata sarà una nuova sfida tra i nostri agenti immobiliari e noi saremo qui pronti a raccontarvela. Alla prossima puntata di Casa Mia, la scelta perfetta.